Buongiorno e benvenuti a questa nuova edizione della rassegna stampa di venerdì 19 maggio. Iniziamo quest'oggi dal Corriere delle Alpi. In prima pagina il titolo principale: Zaia ufficializza dal Ben a Belluno tutti i giorni. Nominato il commissario della ULSS 1 Dolomiti. Porterà avanti il lavoro della Carraro, ha sottolineato Zaia, sulla telemedicina. Ieri visita a sorpresa alla direzione strategica, stamani subito in ospedale a Feltre. E il tema viene ripreso all'inizio della parte del giornale che riguarda la provincia di Belluno. Zaia ufficializza dal Ben, è un super manager, non preoccupatevi, sarà a Belluno tutti i giorni. La nomina a commissario dell'ULSS Dolomiti. In provincia non abbiamo chiuso un ospedale e continueremo così. Insisteremo sulla telemedicina. Queste le espressioni di Zaia che sono state messe in evidenza dal Corriere delle Alpi. Viene così ufficializzata una nomina, quella di Giuseppe Dal Ben al vertice della ULSS Dolomiti, che nei giorni scorsi era stata anticipata e aveva fatto discutere. In particolare era stato criticato il fatto che Dal Ben conservasse anche la direzione dell'ospedale universitario di Padova, con la preoccupazione che ciò togliesse attenzione alla ULSS di Belluno. Di qui nella presentazione la rassicurazione che sarà a Belluno tutti i giorni e che ci metterà tutto l'impegno necessario. Subito al lavoro, visita a Belluno, appuntamento a Feltre, sottolinea il Corriere delle Alpi sotto la foto che riprende Giuseppe Dal Ben, il nuovo commissario, insieme ad alcuni dirigenti della ULSS Dolomiti. Primo giorno d'incarico con visita sorpresa agli uffici della direzione strategica dell'Ulsuno Belluno per conoscere i più stretti collaboratori e scambiare con loro qualche impressione. Non si è fatta attendere la presenza di Giuseppe Dal Ben a Belluno. Nella foto, che vi ho appena descritto, è appunto con i direttori del servizio sociale e la direttrice sanitaria e altri dirigenti degli uffici. Vogliamo abbattere le liste d'attesa con la riorganizzazione del lavoro. Questo è uno degli altri obiettivi che si propone il commissario che arriverà a Belluno senza percepire emolumenti. Questo è un altro aspetto che è stato sottolineato dal presidente Zaia. E vediamo l'attacco dell'articolo del Corriere delle Alpi in proposito. Ma un commissario potrà mai dedicarsi con la necessaria efficacia al governo della sanità bellunese? Luca Zaia, presidente della regione, si sorprende della domanda, quasi si arrabbia, ma sa chi è Dal Ben? È colui che a Padova sta realizzando il nuovo policlinico universitario e che a Mestre ha creato il nuovo ospedale dell'Angelo e che ha fatto il commissario a Chioggia, dove ancora lo rivendicano. Con un decreto firmato ieri, Giuseppe Dal Ben è stato nominato commissario della ULSS Dolomiti. Dal Ben mantiene l'incarico di direttore generale dell'azienda Ospedale Università di Padova. Il presidente del Veneto Zaia e l'assessore regionale alla sanità Lanzarin, nel rinnovare il cordoglio per la prematura scomparsa della direttrice generale dell'ULSS Dolomiti, Maria Grazia Carraro, hanno rivolto a Dal Ben gli auguri di buon lavoro, nella certezza, precisano, che la sua esperienza sarà preziosa per la miglior gestione dei servizi sanitari agli assistiti bellunesi. Lasciamo questo tema per tornare sulle prime pagine del Corriere delle Alpi che vengono dedicate alla tragedia che ha colpito l'Emilia-Romagna. Abbiamo perso tutto, campi, case, vite distrutte. Il sole del giorno dopo rivela ciò che resta del disastro. L'Emilia-Romagna è sotto l'assedio dell'acqua, è la fine del nostro mondo. Aiutateci. È impossibile rimettere le cose in ordine di nuovo dentro a degli argini conosciuti. Quanti miliardi servono ad aggiustare le città? Queste alcune preoccupazioni raccolte ed evidenziate dal Corriere delle Alpi. Le immagini post-alluvione suscitano un senso di realtà.
un'iperbole in fila all'altra, nell'Italia a pezzi per l'incuria. Questa altre sottolineature. Tutti i cittadini hanno provato a contenere l'acqua coi sacchi di sabbia. Viene da piangere, sottolinea il sindaco di Lugo. Nella distruzione si capisce cosa conta davvero, gli esseri viventi, non le cose. Questa un'altra delle osservazioni proposte dal Corriere delle Alpi in pagine che riportano anche varie fotografie molto emblematiche di centri abitati completamente invasi dall'acqua. E poi notte con gli sfollati, tra bimbi e gattini nella palestra di Forlì, l'ansia di chi ha perso tutto. Nessuno riesce a dormire, negli occhi c'è ancora il terrore dell'acqua. E anche in questo caso varie testimonianze sulla difficoltà, sulla drammaticità di queste giornate. E poi un'intervista al ministro della protezione civile Nello Musumeci con il titolo "Si ricostruisce solo per consenso e si trascura la prevenzione". È stata seguita una linea cinica e perversa, proviamo a commuoverci di fronte alle tragedie, ma non impariamo la lezione. Viviamo in un territorio a rischio e il processo di tropicalizzazione ha raggiunto l'Italia. Di qui la necessità di interventi appunto che siano anche preventivi e che aiutino a evitare situazioni tragiche, difficili come quelle che si sono verificate in Emilia-Romagna. E torniamo a notizie di carattere locale. Gli atti sul Vajont nel registro dell'UNESCO. Il programma Memoria del Mondo iscrive i faldoni del processo custoditi a Belluno. Il riconoscimento era atteso da 7 anni. E si tratta di un riconoscimento anche della rilevanza della tragedia del Vajont, che non deve essere dimenticata, ma va appunto tenuta ben presente come monito e come insegnamento per evitare altre tragedie simili. Cresce il giro d'affari di Unifarco, l'azienda che si trova in comune di Santa Giustina. I ricavi 2022 sfiorano i 147 milioni. Migliorata la sostenibilità produttiva, il prelievo idrico sceso di 1/4, diminuito l'uso di energia. Luciano Ligabue in tour tra Belluno e Feltre, aperitivi, cene nei locali e l'emozione dei suoi fan. Il rocker di Correggio è stato dal Boccia al Galì e alla Birreria Pedavena, locali di Belluno e del Feltrino. Sto facendo un giro con amici nei luoghi in cui abbiamo fatto la naia. Questa la sua spiegazione, la sua sottolineatura. Ma cambiamo ancora argomento. Lassù dove osano le aquile c'è traffico. 6 coppie hanno difficoltà a fare nidi. Lo studio dell'ornitologo Roberto Guglielmi. Spesso elicotteri e velivoli frenano la riproduzione delle aquile tra Valbelluna e Prealpi. Educhiamo tutti e le nuove generazioni ad avere rispetto degli habitat naturali. Questo è il suo appello. Lo studioso, che ha intercettato alla fine del 2019 con lui anche la Lipo. Andiamo sempre avanti sulle pagine del Corriere delle Alpi. Bombole incendiate e soccorsi ai conducenti. I vigili del fuoco ammaliano 700 studenti. Classi delle scuole elementari e delle scuole medie alla caserma di Belluno dei vigili del fuoco per una esercitazione con simulazione dei principali interventi con la mente anche alla situazione dell'Emilia-Romagna. Un evento che ha coinvolto molti studenti e che è ben testimoniato anche da varie foto che contornano l'articolo. Invasi artificiali per l'innevamento. ANEF al governo, l'associazione degli impiantisti, servono 50 milioni. Appello al ministro Picchetto Fratin. I nostri laghi utili al turismo estivo, ma anche contro la siccità. Nel bellunese ne servirebbero 10-12. C'è disponibilità a collaborare, la sottolineatura degli impiantisti.
Nuovo piazzale in Nevegal, progetto ok, lavori in estate. Il via libero ieri dalla giunta. Roccon, l'assessore: vogliamo restituire centralità a quello spazio rendendolo porta d'accesso al colle, ai suoi sentieri, ai suoi rifugi. E siamo a Feltre. Drenaggio delle acque in via Panoramica, sul piatto 55.000 euro. L'intervento servirà a evitare gli allagamenti della strada. L'assessore Bona: la sicurezza stradale a rischio. Visite guidate all'Istituto Agrario di Vellai nel segno della biodiversità. Appuntamento domani dalle 9 alle 12.30 con gli studenti dell'istituto, previsto lo scoprimento di una targa in memoria di Sisto Belli. Domenica c'è la Corrifeltre, famiglie e studenti testimonial. 2 percorsi con partenza alle 9.30 da Campo Giorgio e arrivo al Palaghiaccio. Comune, Giro delle Mura, CSI e ULS alleati per la promozione dell'attività motoria. Non si tratta infatti di una semplice pedonata, ma anche di un messaggio che vuole essere attento alla salute e al benessere dei cittadini. Madonna di Caravaggio, a Travagola di Pedavena c'è la sagra in occasione della festa. Santa Giustina, edifici scolastici sicuri, si inizia da Cerniai. Pacchetto da 1,3 milioni di interventi per l'antisismica. Dal 12 giugno i bambini dell'asilo traslocano alla scuola elementare. Sedico, CFS e associazioni CONS si alleano, nasce il Convitto per la scuola edile. L'ex asilo ospiterà fino a 22 allievi, obiettivo assicurare la formazione ai giovani delle terre alte, per rendere più completa anche l'offerta formativa del Centro di Formazione e Sicurezza, l'ex scuola edile che ha sede a Sedico. Siamo sempre sulle pagine del Corriere delle Alpi. Messa in sicurezza della strada provinciale 563 a Roccapietore. Un'estate con la strada chiusa. In partenza il cantiere da 2 milioni per prolungare la seconda galleria. Il sindaco De Bernardin: disagi inevitabili, ma la viabilità verrà migliorata. Cortina, altri soldi e nuovi ritardi. Il commissario non ci sta. Notizie di stampa e la voce dell'ANCE, l'Associazione Nazionale dei Costruttori del Veneto, tornano a gettare ombre sulle opere per le Olimpiadi del 2026, ma ai piani alti di Simico si ostenta la sicurezza, soprattutto in relazione agli impianti. La cooperativa e Don Fabio Fiori scelti come esempio dalla CEI. Il video "Non rinuncerei mai al mio paese" è stato utilizzato per la campagna Uniti nel dono. Non mi aspettavo così tanto riscontro, dice il sacerdote, specie da chi è lontano dal mondo della parrocchia. Grazie alla diocesi anche piccole comunità riescono a far vedere le proprie potenzialità. Siamo come cantieri dell'innovazione sociale, vista l'attenzione di tutti ai bisogni della gente. E dal Corriere delle Alpi passiamo al Gazzettino di Belluno. In prima pagina, Belluno in televisione, polemica e denunce. Politici mobilitati dopo il servizio della trasmissione Fuori dal coro di Rete 4, dedicato ai numerosi episodi di microcriminalità in città. L'ex sindaco Massaro: danno d'immagine per il capoluogo. Non è la Scampia del Nord. A Damiano, attuale assessore, bieca speculazione. Spiega il Gazzettino. Ha scontentato tutti, sindaco, assessore a Damiano e opposizione, la trasmissione Fuori dal coro, che martedì sera ha tratteggiato Belluno come una specie di invivibile Bronx in mano a spacciatori, baby gang e criminalità varia. Lucia Olivotto, capogruppo di minoranza, ha chiesto al sindaco del Pellegrin di denunciare e chiedere i danni di immagine provocati, e in effetti il primo cittadino e il referente per la sicurezza, l'assessore a Damiano, hanno protestato con la redazione del programma, chiedendo scuse formali, altrimenti partirà la causa. Insomma, un pasticcio che ora rischia di finire in tribunale.
e al tema sono dedicate anche le pagine 2 e 3 del Gazzettino di Belluno. Non siamo Scampia, De Pellegrin denunci fuori dal coro. La minoranza protesta per il grave danno d'immagine derivante dalla trasmissione. Ne è uscito un pessimo profilo della città. Il sindaco si dissoci e tuteli l'immagine. Servizio TV Bucciato, si scusino o partirà subito l'azione legale. Questo in sintesi il contenuto della protesta inviata da sindaco e assessore ai responsabili della trasmissione. ULSS, il commissario lavorerà gratis. Ufficializzata la nomina a scavalco di Giuseppe Dalben, direttore generale di Padova. Ieri era già operativo nella sede in via Feltre a Belluno. Dalla regione fanno sapere che non percepirà emolumenti e oggi a Feltre la prima uscita pubblica a una cerimonia. E da parte del sindacato chiediamo un tavolo permanente sulla nostra sanità. Ci ascolti. Questo l'appello di Massimo Paglini, referente segretario territoriale della CISL di Belluno Treviso. Pompieri in Emilia. La gente chiama e ci chiede aiuto. Nella giornata di ieri partiti altri 5 uomini per portare soccorso alle zone colpite dall'alluvione. La testimonianza del capo reparto, Mario Dazzi: l'acqua arriva a 3 metri, le idrovore fanno fatica a pompare. Una testimonianza significativa della situazione che viene riscontrata anche dai vigili del fuoco partiti dalla nostra provincia. E sempre a proposito di vigili del fuoco, Fiamme Pompieri in Azione in 700 a lezione di sicurezza. Si tratta della manifestazione di cui abbiamo già detto, che ha coinvolto molti studenti ieri nella caserma di Belluno dei Vigili del Fuoco. Feltre, panoramica, nuova opera, così sarà più sicura. Via libera ai lavori per la sistemazione dell'arteria che collega al Trevigiano, scorrendo a fianco del centro cittadino di Feltre. Il cantiere sarà affidato a breve e rappresenta il completamento degli interventi condotti negli ultimi anni. Scoprire la città facendo moto. È la Corri Feltre, tutto pronto per domenica, dove si svolgerà la 22esima edizione della manifestazione che, tra gli altri, ha anche uno scopo turistico. Rifiuti. A luglio la rivoluzione raccolta stradale evoluta, ritoccate le tariffe. Se ne è parlato in consiglio comunale a San Gregorio nelle Alpi, dove il vice sindaco Enrico Lanciano ha presentato il rendiconto. Siamo sempre sulle pagine del Gazzettino di Belluno. Sedico, nasce un convitto per la scuola edile. Mossa all'avanguardia per l'ex scuola edile, appunto il centro di formazione, che oggi conta 120 iscritti. Lo stabile viene messo a disposizione dell'associazione CONS. Il presidente Riva: un servizio ai nostri ragazzi che abitano più lontano, ma anche per attrarre studenti da fuori provincia. La cooperativa Porta Aperta garantirà la sorveglianza con il supporto di un educatore per le ore libere. E siamo a Borgo Valbelluna. Riparte l'incubo cassa integrazione per i lavoratori ex ACC Wambao. Assorbiti dalla SEST di Limana, da oggi 81 dipendenti saranno fermi, poi si andrà a rotazione. Già convocato un tavolo regionale. Il calo di domanda nella refrigerazione ha cambiato le carte in tavola, la situazione va monitorata. Chiesto dal Pago, un mercatino ad hoc per onorare i 150 anni dalla morte del Manzoni. Appuntamento domani nella via dedicata al celebre scrittore che con i Promessi Sposi inventò il romanzo. E siamo a Cortina d'Ampezzo. Celebrati i campioni ampezzani. L'amministrazione e l'intero paese hanno voluto rendere omaggio agli atleti di casa che hanno onorato la comunità.
Da Ring abbiamo davanti sfide importanti da affrontare, ci sono i presupposti per portare qualcuno di voi ai Giochi Olimpici. Il sindaco Lorenzi, il nostro territorio è la culla di tanti sportivi che si sono avvicendati nella storia. Valle di Cadore, troppa pioggia, ha rinviato l'incontro con la storia della partigiana Zangrandi. Ligabue torna nei luoghi della sua naia. Mercoledì nel capoluogo, ieri a Feltre, a pranzo in birreria Pedavena, il tour del rocker emiliano. Lionello Gorza, il titolare della birreria Pedavena, avrei voluto fargli visitare lo stabilimento, ma sono arrivati in tanti, così lui e gli amici sono partiti. Si chiude qui questa edizione della rassegna stampa. A tutti voi il più cordiale a risentirci.